2 cadaveri e montagne di droga sui litorali della Sicilia, l'inchiesta coinvolge 5 procure, il mistero si infittisce. La strada degli scrittori verrà ultimata nel 2022, Cancelleri festeggia, ma 2 anni per gli ultimi 5 chilometri della 640 sono un po' troppi. Il sindaco di Palma, Castellino, incontra i suoi elettori, appuntamento per un bilancio per parlare del futuro. L'Acragas Calcio guadagna 3 punti, nel basket la Fortitudo batte il Treviglio, volley la SEAP la spunta al tie break. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. I cadaveri di 2 sub potrebbero avere a che fare col mistero dei panetti di droga trovati sul litorale agrigentino, poi anche a Trapani, Termini Imerese, Patti e Messina. C'è il servizio. È giallo sui cadaveri di 2 sub ritrovati tra Cefalù e Castel di Tusa. Potrebbero avere a che fare con le scatole ricolme di panetti di hashish trovate sulle spiagge siciliane. E sulla vicenda stanno indagando 5 procure dell'isola: Agrigento, Trapani, Termini Imerese, Patti e Messina, nei cui territori sono stati effettuati i ritrovamenti. I 2 sub ripescati tra il 31 dicembre e l'8 gennaio avevano le mute addosso, alcuni grossolani tatuaggi sul corpo, uno indossava anche le scarpe da ginnastica. L'ipotesi, tutta ancora da confermare, è che possa trattarsi di 2 corrieri di hashish vittime di una traversata fatale. Non risultano esserci però denunce di scomparsa nei naufragi di barche a vela o da diporto. L'ipotesi degli inquirenti è che questi 2 morti, recuperati a 30 km di distanza l'uno dall'altro, si trovassero sulla stessa imbarcazione, che stava trasportando un grosso carico di hashish finito in mare. Ad avanzarla, prendo le porte un mistero nelle acque tra Sicilia, Sardegna e l'Africa, è il procuratore di Patti, Angelo Cavallaro, che coordina le indagini sul ritrovamento nel messinese di uno dei 2 cadaveri. Non è escluso, afferma in un'intervista, che quei 2 uomini possono essere vittime di un naufragio causato dal vento di Mestrale che nei giorni in cui sarebbero morti ha colpito le nostre coste. L'altra ipotesi è che i 2 siano caduti in acqua da un'imbarcazione in difficoltà e che anche la droga ritrovata poi in 3 diverse spiagge sia finita in mare. Ovviamente stiamo parlando di ipotesi tutte da verificare. La droga dello stesso tipo e confezionata allo stesso modo è stata scoperta nei giorni scorsi sul litorale di Capodorlando, nel Messinese, in una frazione balneare di Castelvetrano, sulla spiaggia di San Leone ad Agrigento. In tutto 166 kg di hashish, o forse anche più, in panni e sacchi di juta. La droga preparata per galleggiare è del valore di 1 milione di euro. Per quanto riguarda i rinvenimenti di scatole piene di panetti di hashish nell'Agrigentino e nel Trapanese, il procuratore capo della città dei Templi, Luigi Patronaggio, aveva negli scorsi giorni fatto sapere che la procura di Agrigento avrebbe accentrato le indagini anche sui rinvenimenti fatti sulla costa di Castelvetrano e Marsala, oltre che su quelli dell'Agrigentino. Intanto, nell'Agrigentino, così come in tutto il resto delle coste, già coinvolte da questo genere di rinvenimenti, polizia e carabinieri hanno potenziato i controlli per provare a ritrovare altre possibili scatole. Traffico di farmaci dal Ghana alla Sicilia, sequestrate 1300 pillole in aeroporto a Palermo. I particolari nel servizio. Sono stati accertati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza dello scalo aeroportuale di Palermo alcuni traffici illeciti in materia di sicurezza pubblica tra l'Italia ed il Ghana. Si è potuto arrivare a questo grazie ad una mirata attività congiunta di intelligence con l'utilizzo delle banche dati. In virtù di detta collaborazione, nella giornata di Capodanno hanno fermato una cittadina ghanese. Ad insospettire gli atteggiamenti particolarmente sospetti della donna, così i funzionari doganali e le fiamme gialle hanno seguito un minuzioso controllo dei bagagli. A seguito di tali approfonditi accertamenti si è pervenuti al sequestro di oltre 1300 pillole di medicinali in blister di vario genere e marca, più 2 kg di creme medicinali e 2 litri di creme cosmetiche, sia in tubetti che barattoli contenenti balsamo e tinture per capelli. Il soggetto è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per importazione di medicinali non conformi. Nel corso del 2019 sono stati denunciati altri 3 soggetti, tutti di nazionalità ghanese, e sequestrate un totale di oltre 24 pillole medicinali, oltre 23 kg di creme medicinali e oltre 800 confezioni di medicinali tra spray e bustine ed ancora 91 litri di creme cosmetiche, tutto destinato al mercato italiano.
Un cinquantenne di Agrigento armato di coltello si è scagliato contro le tende antivento di un esercizio pubblico in via Nettuno a San Leone, riducendole a brandelli. Sul posto le pattuglie della sezione volanti della questura. Pare che l'uomo avesse conservato il coltello e che si stesse aggirando per altri locali. Pare che l'uomo sia in forte stato di confusione, inoltre che soffra di instabilità mentale. Verosimilmente verrà denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato è infatti quella di danneggiamento aggravato. A San Leone anche un'autoambulanza del 118. Gli operatori stanno vagliando se procedere o meno con il trattamento sanitario obbligatorio. Viabilità: il raddoppio della 640 terminerà nel 2022. Soddisfatto il viceministro Cancelleri, un po' meno gli agrigentini. 2 anni non sono poi così pochi. Vediamo. Il cantiere del raddoppio dell'Agrigento Caltanissetta ha ripreso a vivere. A dare la notizia del prosieguo dei lavori il viceministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Il pentastellato ha fatto sapere che, trovato un accordo tra le parti, le aziende lavoreranno senza la spada di Damocle delle penali e verranno regolarmente pagate. Il viceministro assicura la fine dei lavori del tratto che va dalla grande galleria di Favarella ad Agrigento entro febbraio. Altri cantieri verranno via via avviati. La fine dei lavori definitiva è prevista per il prossimo 2022, anno in cui tutti i cantieri verranno chiusi e finalmente ai cittadini verrà data la possibilità di poter godere di una tanto agognata e attesa infrastruttura. L'ho detto fin dal primo giorno, se mi devo mantenere su una data vi dico fine 2022 almeno, perché vi parlo di 20 mesi dalla data di firma del contratto di affidamento per quanto riguarda la galleria. Una promessa che in realtà lascia insoddisfatti i cittadini. Mentre il viceministro a seguito del sopralluogo parla di una promessa mantenuta, una battaglia vinta, circola l'insoddisfazione. Il 2022 significa chiedere ai siciliani e agli agrigentini di attendere altri 2 anni per soli 5 chilometri. In Giappone, si commenta sui social, basterebbe una sola settimana. Si sbriciola la collina di Drasi. A lanciare l'allarme è l'associazione ambientalista di Agrigento Mare Amico. A precipitare, stando a quanto documentato da Claudio Lombardo, una stradina interna di passaggio e il binario Porta Sagome utilizzato dall'esercito. L'erosione costiera e le vibrazioni causate dalle esercitazioni militari stanno facendo crollare la collina di Drasi. Queste le parole del coordinatore dell'associazione ambientalista di Agrigento Mare Amico. A metà del suo mandato il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino traccia un bilancio e lo fa dando appuntamento ai suoi concittadini per un brindisi al nuovo anno, ma soprattutto per un confronto sul futuro. Margherita Tropiano. Sindaco, anni di intenso lavoro, siamo a metà strada, lei questa sera fa un consuntivo e lo fa pubblicamente, a noi ci riassume invece questo lungo percorso di lavoro. Con gioia le posso dire che riassumere in poche battute un lavoro lungo 943 giorni non è impresa così semplice, però lo diciamo con orgoglio e con soddisfazione. Oggi, in occasione nella quale il sindaco porgerà gli auguri di buon anno alla città, dove ci sarà un brindisi e poi lo spettacolo degli Aragozei, per la prima volta, credo, non vado a memoria ma non vorrei sbagliarmi, il sindaco condividerà la relazione di metà mandato non semplicemente in Consiglio Comunale ma con l'intera città. In quel confronto diretto, così come detto in campagna elettorale, noi siamo abituati a mantenere le promesse, perché le promesse sono impegni sacri, e pertanto così faremo oggi. È un bilancio di 943 giorni dedicati al lavoro per questa città, al lavoro costante senza lesinare sforzo alcuno, e con gioia questo lavoro è stato quasi sempre ripagato dal raggiungimento di importanti traguardi. Abbiamo recuperato una miriade di finanziamenti, e questo lo dico con orgoglio. Là sopra, qui sulla mia cassettiera, trovate 6-7 caschi che io conservo, che sono le pose della prima pietra, e così ne avremo altrettanti ancora per il 2020, se Dio vorrà ancora di più. Tutto questo perché noi crediamo in un nuovo futuro a Palma di Montechiaro. Certo, l'impatto, una volta eletti, è stato un impatto assai particolare, perché abbiamo trovato una situazione che era abbastanza preoccupante. Dopodiché, col lavoro, senza polemica, mettendoci con la testa bassa e chiusi a Palazzo degli Scolopi, e viaggiando da Palazzo degli Scolopi verso la regione siciliana, non perderò mai occasione per ringraziare il presidente Nello Musumeci,
l'onorevole Di Mauro e tutta la deputazione che è sempre vicina nei confronti della mia città. Abbiamo raggiunto notevoli traguardi, tra i quali il CCR, diverse scuole, tutta una serie di importanti finanziamenti che Palma cognava da tempo. Palma adesso è una realtà che si instaglia in un panorama diverso e che proietta fuori una immagine di sé diversa. I miei congiunti sono tornati a essere orgogliosi di essere palmesi e questa è la mia vittoria più grande. Quanto ha inciso l'attenzione di Dolce Gabbana? Dolce Gabbana è stato è stato il degno ripagamento, il degno premio per tanto lavoro, e quindi evidentemente è stato come un ulteriore catalizzatore per il lavoro svolto, e noi non perdiamo l'occasione per ringraziare la Maison Dolce Gabbana per aver scelto Palma e speriamo di riaverli qui al più presto. Sindaco, voi siete talmente forti della vostra bellezza, della vostra capacità di un territorio comunque fertile da candidarvi a Capitale della Cultura pure? Sì, abbiamo questa sfida, a noi piacciono le sfide, anche quelle che apparentemente possono sembrare un po' difficili, perché vi è più soddisfazione, vi è più gioia nel raggiungere le sfide quasi dette impossibili, ma non sono impossibili. Chi conosce veramente la storia di Palma, lo splendore delle nostre radici, sa che noi a pieno titolo combatteremo in senso buono per questa battaglia, e poi chissà, arriveremo tra i primi 10, tra i primi 5, potremo anche vincere. Palma lo merita. Palma lo merita, noi siamo qui a lavorare giorno e notte affinché questo sogno si realizzi, però già abbiamo vinto, perché se oggi il Corriere della Sera parla di Palma di Montechiaro perché è candidato a Capitale della Cultura, noi abbiamo vinto. Se i miei concittadini mi fermano come se fossimo in un mondiale e mi dicono: sindaco, vai avanti perché possiamo vincere, Palma ha già vinto e noi siamo qui onorati di servirla. Adesso c'è la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. 75esimo anniversario dell'uccisione del tenente dei carabinieri Antonio Diddino, celebrata una messa stamani a Canicattì, vediamo. Colonnello, che bello vedere i ragazzi delle scuole che entrano in chiesa e che tra poco scopriranno chi era il tenente Diddino. Sì, è bello che a queste ricorrenze, queste commemorazioni siano presenti giovani e talvolta anche giovanissimi, che quindi scoprono delle figure eroiche e storiche, in questo caso in particolare dell'Arma dei Carabinieri, che sono legate ad atti eroici verificatisi 75 anni fa, quindi in un'epoca sicuramente differente da quella di oggi, ma che poi, andando a vedere i valori che sottendono a determinati eventi, cambia poco la base su cui si muove il carabiniere. Entrando nel merito di questa commemorazione del sottotenente Diddino, all'epoca comandante della tenenza di Canicattì, nei tragici fatti del 1945 fu inviato a Naro, dove c'era una rivolta in atto, e il suo tentativo di dissuadere i rivoltosi andando a parlare disarmato presso le barricate dei rivoltosi, cercando appunto di evitare inutili spargimenti di sangue, perché comunque l'ordine costituito nel paese andava assolutamente ripristinato, valse appunto la sua vita, perché fu colpito a tradimento da un colpo di arma da fuoco al volto, mentre lui invece cercava di evitare che poi ci fosse lo spargimento di sangue, che poi in realtà successivamente avvenne, proprio perché intervennero le altre forze del Regio Esercito per ristabilire l'ordine nel paese. Per cui l'attualità di questi valori e la vicinanza dei giovani ci fa ben sperare per il futuro, proprio perché è bene che la storia insegni ai giovani che cos'è appunto la presenza e la vicinanza dei carabinieri alle istanze dei cittadini e anche alla pacifica convivenza di questi. Venti di guerra soffiano sul mondo, il carabiniere è anche in quei posti dove invece si porta la pace, e l'Arma ha perso anche valorosi uomini, ricordiamo Nassiria ma ricordiamo anche gli ultimi caduti. Sì, l'Arma dei Carabinieri non solo nell'anno passato ha dato il suo tributo di sangue con 3 militari caduti, ma anche con 1600 feriti nell'attività di servizio,
ma giustamente va ricordato il tributo di sangue fornito negli ultimi anni anche in teatri operativi esteri. Oggi in una visione globale l'Arma dei Carabinieri fornisce il proprio contributo nelle operazioni di mantenimento della pace, rappresenta una grande risorsa per l'addestramento anche di polizie estere e in teatri, appunto, teatri di guerra. Insomma, ecco, l'Arma dei Carabinieri con i suoi moduli operativi elastici e anche in missioni internazionali di pace rappresenta sicuramente un modello interessante da seguire. L'ex ministro del governo Renzi, adesso capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, è intervenuta a Palermo alla scuola di formazione politica di Davide Faraone. C'è il servizio. Siamo veramente dei pionieri, diciamo così, e so benissimo che soprattutto per chi ha già dei ruoli in politica, per chi ha già dei ruoli istituzionali, per chi è già esposto, impegnato dentro un partito, fare la scelta di dar vita ad un partito nuovo, cominciando da zero, come nel nostro caso, e cominciando da zero senza, come ricordava prima Davide, neanche una fase di preparazione iniziale, ma davvero dall'oggi al domani per tutti noi, è un atto di grande coraggio, lo dico sempre, sicuramente di grande coraggio e anche di grande libertà. Abbiamo visto tantissime persone, non soltanto i ragazzi e le ragazze della scuola di Futura prima, ma soprattutto adesso proprio gli amministratori locali, sindaci, consiglieri comunali, consiglieri regionali che ci sostengono come Italia Viva. Penso che sia una bellissima squadra che tra l'altro è molto organizzata qua in Sicilia, poi adesso dopo la prima assemblea nazionale il 2 di febbraio sicuramente lo saremo ancora di più in tutta Italia, ma già qui in Sicilia c'è una bellissima presenza, ripeto, con tante persone anche nuove che si stanno avvicinando alla politica per la prima volta, all'impegno politico per la prima volta con Italia Viva. Io sono molto fiduciosa, molto ottimista. Ai giovani siciliani che messaggio vogliamo lanciare? Beh, sicuramente l'impegno principale deve essere quello a studiare, formarsi, non arrendersi e cercare di lavorare per il bene di questa terra che è bellissima, che è piena di possibilità, di opportunità straordinarie, che ha un grande capitale umano di conoscenze e di competenze che dobbiamo aiutare a tornare o a restare in Sicilia per chi vuole farlo e diventare, come spesso è stata anche nella sua storia, capace di attrarre da fuori nuove intelligenze per uno scambio che possa rendere la Sicilia ancora più bella e soprattutto noi sappiamo che dobbiamo puntare tanto sul piano Italia Shock per sbloccare 120 miliardi di opere pubbliche ferme, perché soltanto sbloccando le opere pubbliche che si crea lavoro, opportunità di crescita economica, infrastrutture e servizi migliori per i cittadini. A Porto Empedocle è presentata la mostra I colori dell'universo di Carmelina Guarneri. Margherita Trupiano. Carmelina Guarneri, un grande successo per I colori dell'universo. Sì, effettivamente ci sono i nostri amici, i nostri agrigentini, ma anche molti empedoclini. Ho visto che sono stati vicini a noi, che hanno voluto vedere i miei quadri, le mie tele e sono stati entusiasti e di questo ne sono contenta. Cosa ha portato in questa mostra Carmelina Guarneri? Beh, I colori dell'universo appunto, e le mie tele sono dei colori, hanno dei colori un po' particolari e nascono proprio dal cuore, sono emozioni che io provo e che io trasfondo sulle tele e noi possiamo vedere nelle mie tele dei colori contrapposti, vediamo il nero così come possiamo accanto al nero vediamo il luccichio dell'oro, il giallo ma anche il bianco, ecco, e da questo nasce per me la perfezione. Abbiamo parlato di astrattismo, l'astrattismo di Carmelina Guarneri, ma anche l'astrattismo della grande scuola del Kandinsky. Abbiamo fatto un viaggio, abbiamo parlato di questa rivoluzione del colore, della rottura che c'è stata con il passato, della teoria dei colori, della spiritualità. Abbiamo fatto un viaggio
in quello che è il cuore di questa pittura e di quello dell'artista. Il perché ci piace così tanto l'arte astratta? Per i caratteri sinestetici, psicologici, perché si tratta di una pittura psicologica. Abbiamo cercato di spiegare bene questi concetti che magari a primo acchito ci possono dire di un'arte semplice, ma che contiene veramente tante cose più profonde e tanti rimandi anche alla grande storia dell'arte. Sono state ricordate e analizzate le ascendenze culturali, ovviamente pittoriche, ma non solo, ma anche letterarie, ma anche musicali, che sono richiamate e sono evocate fortemente dall'opera di Carmelina Guarneri. Avendo visitato la mostra posso confermare questa sensazione a partire appunto da questo senso di profondità che fa ricordare i versi di Leopardi, ci si trova davanti appunto all'infinito. Bellissimo. Sindaco, con i colori dell'universo si conclude un percorso che è stato di grande successo delle manifestazioni natalizie del Comune di Porto Empedocle. Sì, per la verità ancora con le scuole dobbiamo fare la premiazione dei bambini e faremo il regalo più gradito che ci è stato fatto, che è la consegna dei libri di Andrea Camilleri, che ci ha donato direttamente la Sellerio, la casa editrice Sellerio, quindi anche quello sarà un bellissimo momento, però questo come evento effettivamente è un po' di chiusura, ma siccome si parla proprio di universo, di apertura, di questa girandola di sensazioni, evidentemente noi continueremo sempre nelle attività che hanno come oggetto la cultura, lo sviluppo di questo paese in tutte le sue dimensioni, riguardante la letteratura, il turismo, tutto. È una mostra che si inserisce in maniera autorevole e direi assai originale nel panorama delle arti visive agrigentine. Carmelina Guarneri, che è nota a tutta la città per le sue mansioni come vice prefetto di Agrigento, che ha saputo rappresentare degnamente, sempre con grande interesse verso le iniziative culturali che si svolgevano ad Agrigento, ha in qualche modo ritessuto una sua seconda giovinezza attraverso le opere d'arte, opere che sono state sempre una sorta di vizio privato, creativo, e che invece adesso cominciano ad essere socializzate fra tutta la cittadinanza. La mostra di questa sera dimostra che questo percorso ha origini antiche, ha delle risonanze di natura filosofica estremamente interessanti e soprattutto richiama il rapporto fra la finitudine dell'essere umano che si interroga sull'infinito del cosmo. Questo cosmo che viene declinato attraverso una tavolozza cromatica estremamente interessante, fatta di contrapposizioni e anche di punti di fuga, e che credo possa in qualche modo anche dire sotto il profilo psicologico quelle che sono le tensioni di Carmelina Guarneri. Tensioni che ovviamente noi come spettatori dobbiamo fare proprie nell'idea che la bellezza, che è sempre e soprattutto un'idea di armonizzazione fra opposti, possa governare il mondo e possa certamente renderlo anche attraverso l'arte un posto migliore dove poter vivere. Va in soffitta la 19ª edizione del torneo di biliardo disputatosi nei locali dell'Interclub di Raffadali. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il circolo Interclub di Raffadali, presieduto dal professore Luigi Costanza, in collaborazione con l'ADR, Associazione Donatori di Sangue, ha organizzato ieri, domenica, il 19° torneo di biliardo che ha visto la partecipazione di tanti giocatori. Questo è il 19° torneo di biliardo organizzato con la collaborazione del circolo Interclub di Raffadali, il circolo più antico della Sicilia, e l'Associazione Donatori Sangue. Questa manifestazione, giunta alla 19ª edizione, è la testimonianza che un binomio vincente come il Circolo Interclub e l'Associazione Donatori porta avanti, ripeto, per divulgare sempre più l'idea della donazione del sangue. I partecipanti al torneo, sotto il coordinamento di Giuseppe Consiglio, iniziato nel mese di dicembre, è stato diviso in categorie, alle quali hanno partecipato giocatori non solo di Raffadali, ma dei paesi limitrofi, molti dei quali in passato hanno disputato tornei regionali e anche nazionali. Pratico questo sport da più di 25 anni. Sono arrivato fortunatamente primo, ho giocato discretamente, bisogna buttare giù i birilli con la palla avversaria.
La propria non deve mai farli cadere, altrimenti vanno tutti i punti all'avversario. Ci sono vari punteggi in base alle specialità, se 5 birilli il birillo bianco vale 2, il rosso vale 8, se cade da solo, cioè il birillo rosso vale 4 se cade da solo 10, o alla goriziana i birilli esterni bianchi valgono 2, l'interno 8 e il rosso 10, se cade da solo 30. Per la seconda categoria la vincita è andata al geologo Paolo Vizzì, che in finale ha battuto Enzo Caruso. La finale più attesa è stata quella di prima categoria, che ha messo di fronte dei mostri sacri del panno verde, Alaimo Piero di Racalmuto e il concittadino Vincenzo Casodino. La finale, arbitrata magistralmente dall'ottimo arbitro Vincenzo Casà, è disputata sulle due partite, una all'italiana e una goriziana. Ha visto primeggiare Alaimo Piero, che ha vinto con un secco 2-0. Alla fine il presidente Costanza ha premiato i finalisti con delle targhe e un montepremio. Hanno partecipato, il torneo era suddiviso in 3 categorie diciamo master, poi la categoria B e la categoria C. E hanno partecipato oltre 36 giocatori provenienti da tutta la provincia di Agrigento. Al termine della serata non poteva mancare come consuetudine un ottimo rinfresco offerto non solo ai soci del circolo ma anche al numeroso pubblico proveniente da fuori. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Calcio eccellenza, l'Acragas vince in casa contro il Monreale e guadagna 3 punti. Carmelo Lentini. Non è stato facile superare i ragazzini del Monreale allenati dall'ex biancazzurro Giovanni Oddo. Ad un primo tempo ricco di occasioni da rete da parte acragantina si è contrapposto un secondo tempo noioso senza particolare verve da parte sempre biancazzurre, che ha messo in evidenza la buona reazione monrealese, sospinta dall'esperienza dei vari Lepre, Esposito e Lococo e dalla spregiudicatezza dei giovani Rama, Zammitti, Lamattina e Ricciardi, tutti del Monreale. Ma veniamo al primo tempo con l'Acragas, che al terzo costruisce con il veloce biondo un'azione pregevole che si conclude con un assist per la corrente Campino, il cui tiro finale di testa va a cozzare contro la traversa. Azione molto bella che meritava migliore fortuna. Al sesto il Monreale capitola, biondo e fionda una punizione millimetrica al centro d'area avversaria, Pirrone anticipa tutti e di testa gonfia la rete. È il vantaggio che prelude ad una gran messa di reti, ma non sarà così. Alla mezz'ora lo sgusciante Taormina si incunia tra le maglie della difesa palermitana, ma viene affrontato con decisione da un avversario e cade in aria. Calcio di rigore netto. Sul dischetto si presenta Campino, breve rincorsa, ma la botta termina al lato. Nel secondo tempo l'iniziativa passa al Monreale. L'Acragas si difende bene e viene avanti in contropiede. Non succederà nulla di particolare e l'Acragas incassa 3 punti preziosi per la propria classifica, che conservano intatte le distanze dal Dattilo e dal Canicattì, entrambe vittoriose anche in questa seconda di ritorno. Domenica sarà sfida esterna con il Castellammare, una gara da vincere a tutti i costi per non perdere ulteriore terreno dalle 2 battistrada. Una partita da 2 volti, un primo tempo in cui l'Acragas poteva segnare anche più di 2 reti, un secondo tempo in cui è venuto fuori questo Monreale dei giovani che in certi momenti vi ha messo anche un po' in difficoltà. Sì, sono state 2 partite effettivamente. Primo tempo bene, la squadra ha tenuto il campo alla grande, siamo entrati subito in gol, potevamo sicuramente farne qualche altro, poi il rigore sbagliato probabilmente ci ha messo un pochettino di frenesia e ci ha condizionato probabilmente un pochino, però ci può stare perché sbagliare un rigore è da uomini normali, non c'è niente di male, è anche un cannoniere come Peppe Campino, ci può stare, può succedere a tutti, quindi non ci attacchiamo sicuramente a quello. Secondo tempo invece che dovevamo ragionare un po' di più, c'è stato un po', qualcuno ha cominciato ad avere qualche problema fisico, un po' di calo c'è stato, Pirrone che veniva sicuramente da un momento difficile, dovevamo recuperarlo, qualcuno si è lamentato addirittura che non l'ho fatto giocare a Mazzara, non ci stava assolutamente perché io, il ragazzo, prima viene la persona, prima del giocatore, il giocatore non avendo un supporto medico, cioè non avendo potuto fare una
una diagnosi precisa di guarigione io non potevo schierarlo, me lo sono portato in panchina per correttezza, ma non potevo schierarlo sicuramente perché un'altra ricaduta significherebbe fargli finire l'annata. Quindi piano piano cerchiamo di recuperarlo. Gli abbiamo fatto fare ancora un quarto d'ora, 20 minuti al secondo tempo per far sì di mettere qualcosa nelle gambe, però la squadra ha cominciato a subire un attimino, ci siamo allungati, difesa e attacco, effettivamente ci siamo allungati un pochettino, probabilmente la squadra ha cominciato ad avere un po' di nervosismo, non lo so se è giustificabile o meno, però ci può stare anche questo, qualche ragazzino ha subito anche qualche attacco anche dall'esterno, in quanto stai vincendo, sei in casa, bisognerebbe essere anche un pochettino più accondiscendenti nei confronti di un gruppo che bene o male è sempre lì e se la gioca sempre. Un primo tempo che l'Agragas poteva anche siglare più di 2 reti, una traversa, un calcio di rigore mancato. Poi nel secondo tempo il pallino del gioco è passato tra i piedi della tua squadra. Che è successo? No, è chiaro che noi, a parte avevamo non vuole essere una scusa, ma è la nostra prerogativa riuscire a giocare con i giovani. Avevamo 4 giovani in mezzo al campo e quindi qualcuno che faceva l'esordio, però è evidente, dopo quella partita di domenica che è stata per noi disastrosa, perdere in casa 5-0 ci ha fatto perdere le nostre convinzioni, ci ha fatto perdere quelli che era la certezza di una squadra col cuore, giocando per la maglia, e quindi per noi questo è stato veramente un punto di partenza. Parecchie vicissitudini ci hanno attanagliato negli ultimi periodi, perché evidentemente c'è stata una crisi tecnica, c'è stata una situazione che io desidero e continuerò a dire implausibile. Non si può giocare una categoria dilettante, giocare il 29 dicembre per una partita che non abbiamo voluto noi, il vento era a 120 km/h, non si poteva giocare. Farci giocare il 29 è stato per noi, ha distrutto quelle che erano le nostre convinzioni, perché parecchi se ne sono partiti dai nostri atleti. Noi devo dire che abbiamo rimborsi spese, cioè quindi non possiamo assolutamente condizionare nessuno, anche se delle regole esistono. Per cui la squadra si è spaccata in 2, bisogna dirlo, quindi abbiamo dovuto ricompattare, abbiamo dovuto ritrovare quello che è il nostro spirito battagliero di squadra povera in questa categoria, che peraltro non c'entriamo niente oggi, visto le società che militano in questa categoria regionale. Però oggi i ragazzi hanno dimostrato di recuperare questo atteggiamento di cuore. Per noi è stata una prestazione importante e io personalmente sono contento, perché perdere con l'Agragas 1-0 nel campo della squadra, una delle più forti, con un pubblico che dà i brividi e ti fa capire quello che è il calcio vero, abituati a giocare con 100 persone, con 50 persone, dico, e tutto diventa diverso. Quindi faccio i complimenti, scusate se mi dilungo, ai miei ragazzi, perché sono stati veramente bravi, hanno recuperato quella che è il cuore e la mente, perché non si gioca con le gambe, purtroppo è così, si gioca con la testa e con le gambe, e quindi è con il cuore. Ancora calcio, adesso parliamo di tutte le altre partite giocate in eccellenza e in promozione. C'è il servizio. Per quanto riguarda gli altri risultati della giornata, si è registrata la vittoria a son di gol per la Pro Favara, che liquida la squadra di ragazzini della Cefalenium con un pesante 0-9-3. Vince il Canicattì la sfida di Campofranco contro il locale Sporting Vallone, grazie ad una rete di Greco, mentre l'Agragas supera il Monreale con il minimo scarto. Anche il capolista Dattilo conquista l'intera posta in palio fuori casa sul campo dell'Alba Alcamo con il risultato di 1-4, mentre il Don Carlo Misilmeri supera il Mazzara con il risultato di 3-1. Negli anticipi del sabato, la San Cataldese ha espugnato il campo del CUS Palermo con una rete di Prestia. Il Geraci ha avuto la meglio su Castellammare per 3-1, mentre Parma Valle Marineo terminano in parità la gara dello Monaco, 2-2 il risultato finale. La classifica rimane immutata per le prime posizioni.
Per quanto riguarda invece la promozione girone A, grazie ad un gol dell'Empedoclino Donato, la compagine granata del tecnico Angelo Mercante interrompe la sfilza di vittorie consecutive del Casteltermine che durava da ben 12 turni. Ne approfitta l'Unitas Sciacca che passa con un sonoro 5-0 sul campo della Gattopardo ed incrementa il distacco sulla seconda posizione portandolo a 4. Ne trae beneficio anche la stessa Empedoclina che sale al quinto posto, battuto a Mazzara dalla mazzarese Camerat di Renato Maggio dove becca ben 5 reti. Sospesa è invece la gara Lascari-Albatros per il decesso di un dirigente della compagine di casa che mentre si trovava in tribuna. Basket, la Fortitudo Agrigento apre il 2020 al Palamoncada con una vittoria. I biancazzurri battono Treviglio e conquistano 2 punti fondamentali in chiave classifica. Agrigento si impone con il punteggio di 78-75. Vediamo. È stata una partita in cui siamo stati avanti 31 minuti, 32 forse, che abbiamo condotto per tendenzialmente quasi tutta la gara, tranne gli ultimi 3 minuti, potrei sbagliare, in cui nell'ultimo quarto non abbiamo avuto la forza, spesso anche di andare a tirare, subendo la loro aggressività al limite. Abbiamo sbagliato 2 o 3 occasioni di canestri anche facili, quelle poche occasioni che abbiamo avuto sarebbero state importanti per mantenere un vantaggio superiore ai 3, 4, 5 punti e tenerli a distanza. Quindi alla fine abbiamo sofferto questo e ci hanno superato nel momento proprio clou della partita. Perché quando giochi contro una squadra che ha Isley, che io adoro, che abbiamo avuto a Treviglio, che gioca a 40 minuti, e Chiarastella che ne gioca a 36, tu giochi i minuti più o meno come loro, non puoi avere un problema fisico, di energie. Stavamo bene, abbiamo avuto Carotti che ha giocato un po' di più, ma ha giocato come De Nicolao, abbiamo avuto Reati che ha giocato 23 minuti e Palumbo 21, quindi non credo assolutamente che fosse una questione di energia. È scontato dire che siamo veramente molto felici, okay, della vittoria. Una partita, come avete visto, veramente tosta. Gli avversari, come sapevamo, non è assolutamente stata una sorpresa. Sono una squadra veramente molto ben preparata, molto fisica, che ha tante qualità e caratteristiche positive, individualità di primo piano. Sono partiti punendo ogni nostra scelta difensiva e facendo sempre canestro. Il capire quanto c'era di nostro a livello di mancanze, quanto di loro a livello di meriti chiaramente è sempre difficile. Abbiamo avuto il merito di rimanere in partita, soprattutto di rimanerci mentalmente, perché abbiamo sempre rincorso tutti i primi 2 quarti. L'inerzia era chiaramente dalla loro parte, però i nostri ragazzi per DNA, perché giocavamo in casa, per tanti motivi, perché hanno dimostrato di essere così, hanno sempre cercato di non farli scappare via, e questo è stato un grande merito. È chiaro che nel secondo tempo subire 14 punti nel terzo quarto e 13 nell'ultimo quarto è chiaro che ha fatto tutta la differenza del mondo. Siamo riusciti a proporre fondamentalmente le stesse cose, però avere un'aggressività maggiore, a giocare meglio di squadra difensivamente, perché si parla spesso di gioco di squadra a livello offensivo. In realtà noi provavamo a fare delle cose nei primi 2 quarti difensivamente, ma non ci aiutavamo troppo. Nel secondo tempo invece l'abbiamo fatto, quindi senza entrare nei dettagli, ogni volta che un compagno faceva una cosa c'era un compagno dietro pronto ad aiutarlo, ogni volta che un compagno faceva degli errori c'era la squadra dietro pronta a riparare all'errore. Quindi devo dare merito ai ragazzi per l'ennesima volta. Sono ripetitivo, non trovo le parole diverse per dirlo, però i ragazzi veramente hanno dimostrato di essere squadra, di essere gruppo, di avere tantissime qualità emotive, però di meritarsi anche queste vittorie perché hanno anche qualità tecniche. Quindi che dire, comunque faccio i complimenti a Treviglio perché ha giocato una bella partita, ha dimostrato di essere un'ottima squadra. Faccio i complimenti al mio collega Vertemati, che è un allenatore che tecnicamente non ha nulla da invidiare a nessuno, e
faccio i complimenti alla mia squadra e ai miei giocatori perché se lo meritano. Detto questo, c'è da andare a mangiare, c'è da festeggiare fino a 0-0-0-0, mercoledì abbiamo un derby a Trapani importante che vogliamo provare a impattare nel modo giusto e quindi bisogna rimanere assolutamente sul pezzo, banale, scontato dirlo, però poi dalle parole ai fatti c'è tanto di mezzo, proveremo a presentarci a Trapani con il vestito migliore. B1 volley femminile, vittoria sofferta per la SEAP Dalli Cardillo Aragona. A Sant'Elia le biancazzurre si sono imposte solamente al tie break. Ci sono le interviste. Presidente, vittoria sofferta ma alla fine fondamentale per tenere il passo della capolista cerignola della SEAP Dalli Cardillo Aragona. Sì, questa squadra vince ma non convince, come ho sempre detto. Purtroppo non è l'atteggiamento giusto di una squadra che deve stare ai vertici della classifica e poi con un progetto di vincere il campionato. Purtroppo lo sport è bello per questo, perché ci sono questi alti e bassi. Vediamo in settimana di registrare qualcosa, ma se questa è la SEAP Dalli Cardillo, purtroppo devo ammettere che non può andare lontano, perché ora ogni partita che si fa avanti e qua in avanti sarà sempre una battaglia. Sono state brave che hanno ripreso la partita che si era messa male, perdevamo 2-7-1, il cambio che ha fatto l'allenatore, che ha messo fuori la Ricò e ha cambiato i ruoli, l'ha composto, la Faccendola, hanno cambiato il volto di questa partita. Ecco, la chiave di questa partita è stata proprio questo cambio che c'è stato, però ho visto una squadra che stenta a decollare, ha un motore troppo lento e non è bello quello che ho visto e che abbiamo fatto vedere tramite la diretta ai nostri tifosi. Mi auguro che capiscano che non è l'atteggiamento giusto per il proseguo. Vedremo, sono molto amareggiato anche se abbiamo vinto. Coach Luca Secchi, vittoria sofferta ma alla fine meritata per la SEAP Dalli Cardillo Aragona. Sì, sofferta per molti meriti dell'avversario, che nei primi 3 set ha veramente difeso e improvvisato di tutto e di più in mezzo al campo, quindi molto brave loro, e questo ci ha fatto perdere lucidità, ci ha fatto perdere anche un po' il pallino del gioco, nel senso che abbiamo faticato moltissimo a mettere la palla per terra, a trovare delle soluzioni accettabili. Hanno tenuto un alto livello di battuta e questo ci ha creato ulteriori problemi, però brave anche a interpretare bene il secondo set, a interpretare molto bene il quarto e il tie break finale, indipendentemente da chi è stato in campo e chi no. Ci spieghi le tue mosse tattiche, composto da opposto, Baruffi in regia, facendola al centro? Sì, secondo me avevamo bisogno di qualcosa, semplicemente di qualcosa di diverso. Mi ha dato l'idea che in alcuni tratti della partita stessimo facendo un po' troppo gli spettatori invece che i giocatori. Siccome non abbiamo pagato il biglietto per guardarla la partita, era bene giocarla un po' diversamente. Ho sperato che cambiando qualcosa, insomma, riuscissimo a trovare delle soluzioni alternative a quelle più standard, che evidentemente erano preda di un'attenta soluzione muro-difesa dell'avversario. In quest'altro modo abbiamo semplicemente creato qualcosa di diverso dal solito. Quanto è importante questa vittoria? Tutte le vittorie sono importanti, perché poi alla fine del campionato si contano una dietro l'altra. Io fatico a pensare come una squadra, la squadra di oggi, la squadra di Sant'Elia di oggi abbia una classifica così bassa, perché ha fatto veramente una partita molto molto importante e perciò alla fine bisogna anche essere in qualche modo perlomeno contenti di essere riusciti a passare indenni, a
essere riusciti a vincere. Detto questo, dispiace alla fine dei conti non tanto per il punto perso, quanto perché, come ho detto prima, a tratti non mi è piaciuto moltissimo l'atteggiamento che abbiamo tenuto, compensato poi invece da momenti di ottima pallavolo. È stata una partita tosta, ma comunque ce l'immaginavamo, anche perché sappiamo che contro di noi tutti quanti danno il massimo e lottano fino alla fine. Sapevamo che sarebbe stata tanto difficile, soprattutto in ricezione per noi, perché loro hanno una battuta veramente di altissimo livello, e così è stato. Grazie a Dio siamo riuscite a uscire da sotto il treno e a prenderci 2 punti. Cos'è mancato soprattutto nel primo set, poi nel finale hai giocato anche da opposto. Sì, vabbè, lì uno le prova tutte alla fine, provi a cambiare un po' anche per togliere magari punti di riferimento all'avversario, rimescolare un po' le carte. D'altronde noi la partita loro l'avevamo studiata in un altro modo, con gli attaccanti messi diversamente, loro hanno spostato quella che doveva essere messa in 2 in 2, eccetera, quindi anche lì uno magari destabilizza un attimo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.